queste due persone stavano lavorando e c'è stato questo cedimento della parete. A parlare Riccardo Finelli, responsabile della comunicazione dell'azienda Ace Cassa PS. Si chiamava Pietro Voltan, aveva 47 anni e viveva a Polverara. È il dipendente dell'azienda travolto poco prima delle 10 dal cedimento del terreno nel cantiere in cui stava lavorando al centro idrico di Via Montà. Pietro Voltan non ce l'ha fatta, probabilmente schiacciato dal crollo della terra addosso a uno dei grossi tubi dell'acquedotto che stava posizionando. Il compagno, 33 anni, di Villafranca Padovana, è ricoverato in ospedale. Non sembra non essere in gravi condizioni in questo momento, ecco, quindi solo traumi ortopedici. I due operai travolti dalla terra sono stati liberati dai vigili del fuoco di Padova giunti sul posto con il SUEM. Inutili tentativi di rianimazione per Pietro Voltan. L'operaio non ce l'ha fatta, il suo cuore, a lungo massaggiato dai sanitari, ha smesso di battere in una giornata illuminata da un timido sole d'autunno. Dietro i cancelli di Via Montà le immagini della tragedia, i compagni di lavoro sotto shock, gli addetti dello Spisal con i carabinieri per i rilievi, i responsabili dell'azienda pubblica che così spiegano i lavori in corso. È un programma molto importante che sta andando avanti già da un paio d'anni su Padova ed è un efficientamento della rete per rendere sostanzialmente la rete un po' più intelligente e dialogante rispetto alle diverse centrali idriche della città, un lavoro industrialmente importante sicuramente. Stavano sistemando una di queste tubature a servizio di questa grande arteria, è un'arteria molto complessa in realtà. Le indagini sono in corso, la ricostruzione esatta di quanto accaduto è affidata agli investigatori. Siamo costernati, che siamo a disposizione delle autorità che stanno operando, quindi lo Spisa, le autorità inquirenti e le forze dell'ordine per comprendere la dinamica assolutamente e ovviamente una grande vicinanza alla famiglia. Una mattina come tante questa per Pietro Voltane e per il suo compagno, un lavoro fatto chissà quante volte. La vita di quest'uomo è finita schiacciata sotto una montagna di terra. Alle indagini la responsabilità di stabilire il perché.